Buonasera e benvenuti a Cronache Venete. A Fossalta di Piave è stato consegnato un assegno di beneficenza da parte dell'amministrazione comunale all'Associazione Bambini Chirurgici di Trieste. Vediamo il servizio. Un assegno alla Onlus ABC di Trieste, Associazione Bambini Chirurgici, da parte dell'amministrazione comunale di Fossalta di Piave, che aveva realizzato una raccolta fondi lo scorso dicembre. Il comune aveva infatti organizzato lo spettacolo Child is Born, insieme alla partecipazione dell'Associazione La Notte Entertainment di Fossalta e all'Associazione Pasa Production di Caorle. Nasce tutto da un'esperienza che ho io di mamma, di Matilda, che ha 5 anni e adesso sta benissimo, e mio marito, che si chiama Paolo Prizzon, nonché batterista. Conosciamo ABC al Burlo di Trieste per mezzo della quale ci siamo innamorati. Ringraziamo tantissimo perché ci hanno aiutato tanto, ci siamo innamorati delle persone, in questo caso di Giusy e della sua passione, ci ha reso partecipi e usciti dal nostro problema abbiamo deciso di investire il nostro tempo, la nostra anima sotto il periodo natalizio per un concerto che ormai è alla 5ª edizione, dalla prima alla 5ª è cresciuto tantissimo, per cui siamo molto felici e questa cosa vuol dire che le persone si stanno sensibilizzando ed è quello che vogliamo noi e so che è anche quello che vuole ABC. E Child is Born è uno spettacolo musicale e che oltre allo scopo benefico nasconde talento e cultura natalizia in un contesto musicale di alto livello. Il concerto, che ogni anno ospita numerosi talenti musicali e di grande prestigio a livello internazionale, rappresenta una delle manifestazioni fisse per il comune di Fossalta, vantando la presenza di nomi come il vincitore di una delle edizioni del programma televisivo Io Canto, Cristian Imparato, il maestro Luca Pittieri e la cantante londinese Manuela Panizzo e tantissimi altri. L'associazione ABC è una onlus che si cura dei bambini che nascono con gravi patologie malformative e che spesso sono costretti a subire interventi chirurgici. La onlus inoltre dà una mano a tutto il reparto di chirurgia dell'ospedale Burlo di Trieste per offrire adeguate cure e professionalità. Cerchiamo appunto di aiutare chi ha dei figli che nascono con malformazioni attraverso una serie di progetti che mettiamo in atto ormai da un bel po' di tempo. Innanzitutto forniamo un alloggio per questi bambini e le famiglie che provengono da fuori Trieste, quindi un alloggio gratuito, un supporto psicologico di una professionista che sta vicino ai genitori dalla diagnosi prenatale poi a tutto durante tutto il percorso della malattia. Globalmente cerchiamo di poter intervenire e aiutare questi bimbi e queste famiglie, aiutare i bambini a poter guarire nel miglior modo possibile e più velocemente possibile, anche dando l'aiuto all'istituto, quindi all'ospedale stesso. Giovedì 23 maggio l'assegno di beneficenza è stato ufficialmente consegnato dall'amministrazione comunale all'associazione ABC, un importante contributo che va ai bambini dell'ospedale Burlo di Trieste. Se ci fosse qualcuno che vuole fare una donazione appunto per la vostra onlus ABC, come può fare? È molto semplice, basta andare nel sito www.abcburlo.it, nella pagina Il tuo aiuto ci sono tutte quante le indicazioni. Colgo anche l'occasione per invitarvi ad andare a vedere cosa c'è all'interno del sito. Noi raccontiamo quello che normalmente, quotidianamente stiamo facendo, quindi trovate più informazioni. Se c'è qualcuno che volete ringraziare? Dobbiamo ringraziare qui in primis il comune di Fossalta, perché veramente ci hanno fatto sentire a casa. La Pasa Production, un'associazione nuova che è nata proprio per Child is Born, e sicuramente il comitato, tutto il comitato La Notte e tutte le splendide persone che hanno lavorato e ci hanno aiutato. Raramente vedo sindaco e vice sindaco che si fermano alla fine dello spettacolo e aiutano, per cui questa è una grande famiglia. Grazie mille, la ringraziamo ancora la dottoressa Giusy Battain e Maria da Rovere. Grazie.